Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Don't believe in no devil, 'cause I done raised this hell. I've been the last one standing when all the giants fell. I won't shiver, I won't shake. I'm made of stone, I don't break. Start me up, open my eyes, turn me loose and you'll see why. I was born ready. I was born ready. Staring at the pressure now, I won't quit, not backing down. I was born ready. I was born ready. Buongiorno a tutti, spero che si senta bene e benvenuti. Oggi con i nostri ospiti, che passerò a presentarvi, affrontiamo un tema trasversale per tutta la nostra umanità: come andremo a muoversi e come questa mobilità andrà a impattare sulla sostenibilità della Terra tutta, ma come impatterà sui nostri consumi, come impatterà su noi cittadini, come impatterà su noi comunità, e traguarderemo naturalmente al futuro mondo del lavoro e della produzione. Una breve presentazione: sono Giorgio Sbrissa, sono il presidente di ENAIPnet. ENAIPnet è il consorzio che riunisce a livello nazionale i sistemi degli ENAIP, che sono regionali. ENAIPnet è il maggiore player della formazione a livello nazionale. Siamo presenti in Italia, siamo presenti in Europa e siamo presenti in molti paesi del mondo. Con me oggi abbiamo Roberto Scarabel. Roberto, a te una brevissima rappresentazione. Cosa fai nella vita? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Nella vita principalmente mi occupo del settore automotive da parecchio tempo, dopo la laurea in economia che ho fatto a Venezia, e sono qui però anche con un'altra veste, perché sono presidente di Asconauto. Asconauto è l'associazione dei consorzi dei concessionari di automobili e si occupa principalmente, ma non esclusivamente, della distribuzione dei ricambi originali in Italia. Abbiamo 500 collaboratori, svilupperemo un volume d'affari di quest'anno di circa 870 milioni, per darvi dei numeri, e 24.000 autoriparatori che si fidano di noi e ricevono le nostre consegne quotidiane. Consegniamo circa 20.000 colli al giorno e i nostri operatori fanno ogni giorno in Italia 2 volte il giro dell'equatore. Vi dirò anche altre cose dopo, però come presentazione mi fermo. Cioè, Roberto, sei più grande di Amazon? Beh, è un sistema che non ha mutuato Amazon, perché forse siamo nati prima. Asconauto ha compiuto a settembre del 2021 20 anni. È un modello di distribuzione molto valido, che è stato immaginato in momenti economici diversi
ma ha garantito a tutte le concessionarie d'Italia di avere dei processi innovativi nella distribuzione e soprattutto nel miglioramento dell'efficienza dei propri magazzini e dando un ottimo servizio, anche rispettando l'ecologia, perché ti faccio un esempio molto breve. Noi consegniamo appunto direttamente a casa degli autoriparatori, sono 24.000, immagina solo che 24.000 autoriparatori abbiano un furgone che si muove verso le nostre concessionarie e faccia mediamente 10 km al giorno. Noi con dei mezzi che hanno un'età media di 2 anni facciamo un quarto dei chilometri che verrebbero sviluppati in un sistema distributivo, diciamo, del passato. Vero. Mark Aghetaz. E tu? Perché sei qui con noi oggi? Sì, da 20 anni mi occupo di ricerca di mercato concentrato su quello che in gergo si chiama l'aftermarket, quindi il mercato della cura e la manutenzione dei veicoli. È un mercato molto importante perché Asconauto, i 24.000 clienti di Asconauto sono una parte di un mercato che a valore genera per circa 40.000 operatori qualcosa che vale 20 miliardi di euro di fatturato consolidato. E prima ho provato a vendere dei ricambi e poi mi hanno detto è meglio se vai a fare ricerca di mercato, eccomi qua. Beh, abbiamo delle dimensioni, scusate, perché io forse non sono abituato a questi numeri, 20 miliardi, 1 miliardo, insomma, rilevanti. Con noi c'è anche Carlo. Carlo, qual è il tuo fatturato? Dammi una dimensione, dimensione più piccola, spiegami come vai, ti prego. Sicuramente la dimensione più piccola, noi siamo, io sono direttore dell'Accademia Formativa Martesana, un centro di formazione professionale come appunto sono gli ENAIP, e la nostra attività è quella di dare la materia prima agli autoriparatori del domani, quindi formiamo i giovani. Anche noi siamo un'azienda come i centri di formazione professionale sono, quindi il nostro fatturato, volendo dare dei numeri di 5 milioni di euro, non è un numero enorme, però come azienda anche noi insomma, facciamo fatica. L'Accademia Formativa è una realtà che è nata nel 1947, sono più di 70 anni, 75 anni che è sul territorio dell'est milanese e sono qui per portare un attimino il mio contributo, soprattutto a portare a raccontare quello che raccontano i giovani e che vivono i giovani per l'auto del domani. Ho chiesto a Carlo di essere con noi per un motivo. Sfuggire dalla gabbia dell'essere autoreferenziali. Perché voi sapete che come ENAIP noi abbiamo tantissimi centri di formazione in Italia, ne abbiamo circa un centinaio. E poi corriamo il rischio di vedere le cose sempre con i nostri occhi. E avevo bisogno di qualcuno che facesse il nostro lavoro, ma che lo facesse in modo diverso da noi, per darci una lettura se anche la nostra strada che stiamo percorrendo è corretta lato impresa, è corretta, e dopo lo vedremo, lato futuro, scenario, ma è corretta in una relazione con chi fa il nostro medesimo lavoro. Noi abbiamo immaginato questa giornata con voi molto leggera, fluida, tranquilla, e so che Roberto, tocca a te cominciare, una bella domanda. Ti ringrazio. Scusate, noi facciamo 120 milioni di fatturato, mi sembrava una cifra enorme, ma adesso non lo dirò mai più perché mi sembra diventare una cosa molto piccola. Sai, dipende dal margine sempre, non è, il fatturato non è un'espressione. Abbiamo un margine bassissimo, quindi tralasciamo anche questo. No, il tuo risultato è quello che riesci a trasferire ai tuoi studenti, che non è da poco, non è da poco. Grazie. Sì, aggiungo prima di fare la domanda che noi siamo qui per un motivo molto importante, che come Asconauto abbiamo fatto un accordo di collaborazione con ENAIP per tutta Italia per poter creare un futuro diverso ai nostri ragazzi, perché noi metteremo a disposizione le nostre officine moderne, adeguate, spero e crediamo, per il futuro, per la transizione ecologica, in modo che i ragazzi del futuro scendano nel campo di gioco che troveranno veramente. Quindi è il motivo per cui ringrazio Giorgio di questo accordo importante. Mark, mi rivolgo a te. Credo che noi dovremmo essere veloci come il vento
per riuscire a raggiungere nel 2035 la deadline che ci è stata configurata per il mercato dell'automobile, ovvero lo dico magari per chi lo sa meno, la non possibilità di vendere vetture con motore termico e quindi passare in maniera senza scelta all'idrogeno o all'elettrico o all'idrogeno. Come immagini il futuro e questi anni che ci dividono al 2035? Però tu hai anche la fortuna di avere un osservatorio europeo e quindi vorrei sapere se avremo delle difficoltà in più in Italia o se saremo diversi nell'affrontare questa sfida. Adesso cerco di rispondere. La sfida è complicata perché devo far funzionare la lingua, tenere il microfono, avanzare le diapositive e il cervello deve coordinare tutto questo tenendo anche in considerazione il fatto che ho delle cose forse irreverenti da raccontare. Prima di iniziare un veloce punto nave su come un po' personalmente, ma forse anche condiviso con molti osservatori, vediamo questa conversione. Allora, il primo fondamentale argomento che è evidente che gli idrocarburi fossili devono rimanere sottoterra. Questo è una premessa. Ricordo l'aforismo di Jacques-Yves Cousteau che diceva che abbiamo ereditato il pianeta dai nostri padri e l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Quindi da questo punto bisogna anche partire. Però c'è un'altra sfida che è estremamente difficile: nutrire, educare, vestire, trasportare, riscaldare 10 miliardi di Homo sapiens sul pianeta. Quindi dovremmo anche forse abituarci a utilizzare le risorse, ognuno per conto nostro, in maniera più ragionevole e più contenute. Bisogna anche avere in mente che l'energia senza carbonio costa una barca di soldi. È estremamente costoso fare energia senza il carbonio, non il carbone, il carbonio. I gilet gialli in Francia sono l'espressione un pochettino violenta di una popolazione che si trova confrontato con un aumento dei prezzi degli idrocarburi, gasolio in particolare, per finanziare la conversione energetica. Vale a dire, quando lo traduco, che un operaio del centro della Francia che si svena per comprarsi una Sandero finanzia in qualche modo la macchina, la Zoe elettrica del figlio di un dirigente ministeriale a Parigi, ma lasciamo perdere. In questo mondo è estremamente difficile produrre ghisa, acciaio, lo vediamo all'Ilva, cemento, ceramica senza utilizzare carbonio. Impossibile, fra virgolette, perché si può fare tutto, è sempre un ragionamento sui costi e su quello che fanno gli altri. Finalmente e per fortuna la speculazione sembra essere stata allontanata dai certificati CO2, perché se no era veramente un delirio. La speculazione dovrebbe essere anche allontanata dai prodotti alimentari e di altre cose, ma è un discorso molto lungo. La macchina elettrica sicuramente potrebbe o dovrebbe essere elettrica o almeno elettrificata, forse condivisa, ma sicuramente deve essere piccola e leggera, perché per ridurre l'utilizzo delle risorse e per spostare con un minor quantità di energia è evidente che la macchina deve essere piccola, quindi la moda dei SUV da 3 tonnellate non è quella che va nella direzione della conversione energetica. La politica può dare degli obiettivi, ma il metodo spetta agli operatori economici. In tutti le età del mondo è successo così. Oggi c'è qualcuno che decide cosa devi fare e come lo devi fare. Diventa un pochettino più difficile. Per fortuna esiste una clausola di revisione dei testi che sono stati votati poche settimane fa nel 2026. Questo vuol dire che nel frattempo cambierà il Parlamento, cambierà la Commissione. È evidente che i politici, anche se si accorgono di essersi messo il dito nell'occhio, non torneranno indietro e per motori di amor proprio ci porteranno tutti forse contro il muro. La transizione deve essere sostenibile anche socialmente e non solo dal punto di vista ambientale, e questa è una sfida. L'industria dell'auto forse occupa 10 milioni di persone in Europa fra diretti e indiretti. Il mondo elettrificato, condiviso, potrebbe chiedere dei sforzi che probabilmente non siamo in grado di sostenere. Va anche ricordata un'altra cosa, è che i voti recenti alle Nazioni Unite, con un risultato che è da partita di calcio di questi ultimi giorni, è un 7-1,
7 miliardi contro 1 miliardo, voglio ricordare, ha dimostrato che l'esempio che cerchiamo di dare al mondo non gliene frega niente a nessuno. E poi una piccola parentesi culturale prima ancora di essere religiosa. Spesso questa frase la leggiamo come proteggici della mancanza. Io credo che va letta a proteggici dell'abbondanza, perché a troppo sfruttare e a cercare di essere il più ricco del cimitero non ci guadagna nessuno e soprattutto non ci guadagna la terra. E poi ci rendiamo conto che questo aforismo che è attribuito a Sheikh Yamani nel 73, Sheikh Yamani è il ministro del petrolio dell'Arabia Saudita in quel periodo, e ci ha ricordato che l'età della pietra non è finita per mancanza di sassi. È evidente che l'età del petrolio non finirà per mancanza di idrocarburi fossili. Bene, per quanto riguarda l'auto, non abbiamo mai avuto così tante vetture sulle strade, e il lavoro agile non ucciderà l'utilizzo della vettura e quindi le vetture. È evidente che la guida autonoma negli ultimi giorni ha dimostrato i suoi limiti. Alcune aziende che sviluppavano la guida autonoma sono fallite, le proprietarie le hanno lasciate fallire. Questo era un grande spauracchio, perché una macchina elettrica in guida autonoma non è più di proprietà, non c'è più nessun interesse, e quindi invece di avere 33 milioni di vetture in Italia ne basterebbero 7-8 proprietà di 6-7 grandi aziende che gestiscono queste flotte, e noi con un'app chiamiamo la macchina e ci spostiamo dove vogliamo. In termini di opportunità sul mercato, l'elettrificazione, che vuol dire vettura a batteria, ma anche con queste sigle full hybrid, mild hybrid, plug-in, sono delle scelte aperte per l'automobilista, ma sono anche delle opportunità di competenze richieste dalle reti per intervenire su queste vetture. Alcune di queste competenze oggi ce ne sono veramente poche. Le vetture saranno più care, il prezzo è già aumentato moltissimo negli ultimi anni. Ovviamente la moda dei SUV sta facendo lievitare i prezzi, ma l'elettrificazione e anche gli ADAS, ricordo che fra un anno e mezzo tutte le macchine di nuove immatricolazioni saranno equipaggiate di ADAS. Non ha un grosso impatto di prezzo su una macchina da 70.000 euro, ne ha molto di più su una macchina che ne costa 12.500. E la sicurezza non ha prezzo, in ogni caso aumenta. Poi le vetture, per essere più leggere, utilizzeranno alluminio, competenze anche in carrozzeria, utilizzeranno materiali compositi e ovviamente saranno riempiti di elettronica, e forse bisognerà accendere il computer più ancora che di sporcarsi le mani sotto il cofano. Meno vetture nuove, che può essere anche legato al prezzo, può essere legato anche all'offerta. Sappiamo che oggi i costruttori hanno da gestire 95 grammi di CO2 per 100 km, l'incertezza tecnologica degli automobilisti e poi la pressione ambientale, cioè non voglio più utilizzare la mia vettura. Ma dal punto di vista dell'aumento dei prezzi e del costo di accesso di una vettura, vorrei ricordare questa citazione, che è falsa da un punto di vista fisico, ma è vero da un punto di vista economico, è che la natura ha orrore del vuoto. Quindi se non c'è un'offerta di macchine piccole dai nostri costruttori tradizionali, sicuramente qualcuno ci penserà ad arrivarci, e per questo serviranno delle reti di distribuzione di questi veicoli. Vetture più care vuol dire anche un'opportunità per un altro tipo di utilizzo esclusivo della vettura, sempre purtroppo esclusivo, quindi il car sharing fa un po' di fatica, che è il noleggio a lungo termine, dove invece di comprare una macchina la noleggio ma rimane per me. Piccolo parentesi, quando parliamo di sfruttamento delle risorse, una macchina viene utilizzata semmai un'ora al giorno, il che vuol dire che per il 95% del tempo un'ora cioè 23 ore su 24 rimane ferma, inutilizzata, di cui l'inutilità in qualche modo di tutta questa massa di vetture sulle strade. L'usato in questo contesto diventa anche centrale, quindi anche lì competenze, ripristino dell'usato, industrializzazione del ripristino, formalizzazione di procedure più efficaci per dare un'altra vita alle vetture, un enorme potenziale a livello delle officine. L'assistenza non si delocalizza, contrariamente a molte altre attività.
I costruttori pensano di vendere il 30% delle vetture online, forse è la sindrome di Amazon, di gestire milioni di clienti, ma poi in termine concreto sul campo c'è necessità di intervenire su queste vetture. C'è una grande incertezza dei concessionari, che è veramente uno stress enorme alla filiera, considerando i fatturati che oggi esprimono delle aziende sempre più grandi, sempre più strutturate. Si è sentito parlare di commissionari, di agenzie, forse sì, forse no, forse in modo ibrido, probabilmente l'ibrido prende anche, va anche di moda sui contratti. Un parco duale, quando parliamo di assistenza, un piccolo nucleo di macchine moderne di alto livello e poi molte macchine che potrebbero farci ricordare la Havana a Cuba, se avete presente quelle che sono le macchine che girano lì. C'è un altro spazio enorme quando si parla di risparmiare, è l'economia circolare, che entrerà, è già entrata nel mondo dell'automotive, che riutilizzerà dei ricambi principalmente di carrozzeria al fine di ridurre l'impatto ambientale. E produrre un ricambio genera una grandissima parte del CO2 necessario per installarlo sulla vettura. Bisogna produrlo, distribuirlo, installare, la produzione costa moltissimo, quindi riutilizzare localmente i ricambi è un'altra opportunità. E poi dal punto di vista, quando parlo di distribuzione, parlo in questo caso dell'attività principale di Roberto, che è la distribuzione di veicoli nuovi. Ci sono meno operatori, ma questi operatori sono diventati molto più grandi, molto più profittevoli, molto più efficaci, managerializzati, e quindi rappresentano anche un'enorme opportunità per dei ragazzi che si affacciano a questo mercato. E poi probabilmente, e bisognerà avere altre competenze, si venderà sempre più servizi e sempre meno prodotti, da officine a multiservice e probabilmente da multiservice a mobility provider. Però poi ci piace farci del male in Europa. Queste sono le scadenze per la conversione delle vetture nel mondo. Okay? Non commento, è così. Siamo gli unici ad aver messo una scadenza al 2035 in maniera unilaterale, e farò due conti. Devo confessare oggettivamente che io non riesco più a fare la mappa del mercato, perché il mio giochetto con i puntini e i numeri non riesco a riprodurlo. Quando vedo delle stazioni di ricarica con un gruppo elettrogeno alle spalle, o questo poveraccio che gira con un gruppo elettrogeno, difatti se avesse comprato una Nissan il gruppo elettrogeno ce l'aveva sotto il cofano, era più elegante, ma non si può fare tutto. Gira con due tanichette e il suo gruppo elettrogeno per ogni evenienza. Un altro piccolo dettaglio che va ricordato e che ci piace farci del male per niente: tutte le macchine dell'Unione Europea più UK rappresentano sì e no l'1% delle emissioni di CO2 del pianeta. L'Europa fa l'8% mondiale, i trasporti il 25%, l'auto fa il 43% di questo 25%, fate la moltiplicazione, fa 1%. 1% è forse neanche gli aumenti delle emissioni, questo 1% in valore è forse meno della crescita delle emissioni di CO2 della Cina quest'anno, quindi radiamo della superficie della Terra una competenza, una ricchezza per veramente molto poco. Tornando al nostro futuro, vorrei ricordare che l'Italia ha veramente una difficoltà di crescita economica. Dal 2007 alla fine di quest'anno saremo ancora a 4% di PIL sotto il valore pre-crisi Lehman Brothers. Facciamo fatica a recuperare nei momenti di crescita quello che abbiamo perso nei momenti di crisi, e vorrei attirare l'attenzione sull'1,7% del 2017. Che è stata una crescita che nessuno aspettava. Le previsioni man mano che andava l'anno facevano aumentare, gli stati dicevano quest'anno facciamo 1,2, no 1,3, 1,5, 1,7, e questo ha un nome, un comune d'Italia si chiama Melfi. In quell'anno il gruppo che oggi si chiama Stellantis ha rimesso in produzione in maniera importante Melfi con Renegade 500X, e questo è stato un boom straordinario per l'economia italiana, a dimostrazione di quanto l'automobile è un fattore di crescita dell'economia. Un altro elemento che riguarda i famosi 20 miliardi,
a confronto il fatturato dell'automobile, che è soggetto anche in funzione dell'andamento economico a delle forti variazioni di fatturato e di vendita, li abbiamo vissuti e ce la ricordiamo tutti negli ultimi 10 anni, non si riscontra nel mondo dell'assistenza. Quando le cose sono andate molto male nel mondo dell'assistenza si è perso il 5% del fatturato anno su anno, e ovviamente le variazioni sono anche legate a più o meno vetture nelle reti nelle officine dei concessionari, perché queste vetture vengono riparate con delle tariffe di manodopera, con dei componenti che sono il riferimento in termini qualitativo, e ovviamente questo genera più fatturato. Poi macchine nuove vuol dire anche ogni tanto un po' di garanzie, e questo stimola anche il fatturato, perché i concessionari fatturano le loro garanzie al costruttore. Quindi un mercato molto molto stabile, che probabilmente tenderà ad aumentare in futuro per l'invecchiamento del parco e la necessità di far durare le macchine più a lungo. Ma la vera sfida dell'economia italiana, e quindi alla generazione Z questo messaggio va direttamente: siete una generazione rara rispetto al passato, la nostra popolazione sta invecchiando, sta anche un pochettino diminuendo come saldo naturale, e oggi la grande sfida per le aziende è di sostituire i boomer che stanno andando in pensione. Per 100 boomer che vanno in pensione ci sono fisicamente 50 generazione Z che si presentano sul lavoro. Quindi grande opportunità per poter in qualche modo, senza esagerare, poter scegliere quello che vi fa piacere fare nella vita, e devo dire che il mondo automotive è assolutamente formidabile. E poi spesso si è sentito dire che ai giovani l'automotive e l'auto non piace. Volevo ricordare, attraverso l'utilizzo della vettura, mostrare come chi abita nei piccoli centri, quindi per il futuro, l'Italia è un paese di 8.000 comuni, solo 6 sono comuni con più di 500.000 abitanti, sono Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo, e quindi nei centri molto piccoli c'è poca scelta se uno si vuole spostare per utilizzare la vettura. Ovviamente gli attivi hanno più bisogno di vettura dei non attivi. Chi fa molti chilometri, più di 20.000, lo ritiene uno strumento più efficace. Chi ha paura dei trasporti affollati è più sentito nelle grandi città, ma soprattutto quando guardiamo per le generazioni, mi piace guidare è una voce che esiste ancora, è molto più sostenuta per i centennials che per i boomer, e soprattutto la silent generation, che si è fatto un po' di chilometri nella vita attiva e adesso dice preferisco stare tranquillo senza la macchina. Ma per i centennials la macchina rimane un piacere. E poi in termini di proiezione, se guardiamo a 20 anni, chi dichiara un uso esclusivo della vettura come importante come oggi o più importante, il 72% degli automobilisti dichiara sarà tanto importante o più importante di oggi, e sono addirittura all'89% oggi. E questi dati sono trasversali alle età dei dichiaranti, che tu abbia 19 anni o 75, il valore di questo dichiarato rimane lo stesso. Quindi uno spazio comunque per la mobilità indipendente sul lungo periodo. E poi un altro elemento per spiegare questo fenomeno: in grigio avete come erano distribuite le vetture del parco circolante 10 anni fa, come lo è oggi. Osserviamo un fenomeno mondiale di spostamento delle popolazioni e quindi delle loro vetture verso le grandi città. Ci rendiamo conto che per le città di 100.000 abitanti in su, che poi a livello mondiale sono dei piccoli borghi di provincia, pensiamo a Shanghai, Mexico City, eccetera, ma comunque anche in Italia osserviamo uno spostamento. Ma, e finisco lì, le vetture nelle grandi città, dove ovviamente si può pensare a car sharing e a altre forme di mobilità, questo parco rappresenta solo il 14% del parco circolante. L'86%, non lontano di quelli che vedono la centralità delle vetture, sono in centri più piccoli, dove trovare mobilità alternative e trasporti pubblici efficienti come lo richiede la vita moderna è un pochettino più difficile. Grazie.
Prego. Io, Mark, avevo pensato anche che avremmo fatto delle domande così, ma dopo questo tuo intervento mi trovo un po' in difficoltà. Carlo, chiedo una mano a te. Allora, la formazione professionale è la messa a terra delle cose. Nella formazione professionale si fanno le cose, noi lo diciamo con le mani, l'intelligenza delle mani, ma è il luogo nell'ambito educativo dove concretamente si impara. La formazione professionale normalmente ha un grande compito, quello di rendere semplice il complesso. Ma immagino, quando è il periodo dell'iscrizione, i ragazzi che vengano, perché succede da noi, ma succederà anche da te, quando arrivano, mi piacerebbe domani fare il meccanico auto, ma con tutte queste informazioni che mi arrivano normalmente, non so se sarà un lavoro per me, perché non so se questo lavoro ci sarà. Se le macchine saranno elettriche e io voglio fare il meccanico auto, sono il meccanico delle batterie, perché dopo un po'. E questo è un fronte. Il secondo fronte interno che noi abbiamo, anche i formatori del settore meccanico auto si dicono: ma devo riconvertirmi in un altro ambito? Vado a lavorare nell'ambito della meccanica, vado a lavorare nell'ambito dell'elettronica, perché forse in così poco tempo non ci sarà più il mio lavoro. Se nel 2030, nel 2035 ci saranno solo macchine elettriche, serviranno meccanici diversi. E questo vorrei capire da te, è vera questa cosa? Te la chiedono. Seconda cosa, ma noi in questi ultimi, guardando indietro, in questi ultimi 5 anni, a fronte di questi cambiamenti significativi sul mercato del settore automobilistico, dal tuo punto di vista siamo cambiati? E nei prossimi 5, faccio scenari molto più brevi, come dovremmo cambiare lato formazione? E quindi i nostri formatori cosa dovrebbero saper fare da questo punto di vista per trasmettere, secondo te? Una domanda complessa, ma hai poco tempo. Allora, la cosa più difficile sarà comprimere in poco tempo la risposta. Allora, tutto quello che abbiamo visto è quello che cerco di trasmettere ai ragazzi che stanno frequentando una terza media e che debbono scegliere una scuola per l'anno prossimo. Cerco di trasmetterlo ai ragazzi, ma soprattutto alle famiglie che sono coinvolte da un bombardamento mediatico contro il veicolo a motore, mobilità individuale, viene demonizzata. E quindi le famiglie, quando il ragazzo dice mi piacerebbe fare meccanico d'auto, cercano di sviarlo dicendo guarda che non avrai un lavoro. Non è assolutamente così, È vero, la macchina è cambiata dal punto di vista anche dell'impatto sociale. Una volta era l'unico strumento per emancipare un ragazzo, per metterlo in contatto con gli altri, era quindi necessario per la socialità. Oggi c'è qualcos'altro che fa socialità, anche se la fa male e in modo sbagliato, questa socialità sui social. Quindi la macchina viene vista un po' meno come quell'oggetto anche personale di affermazione, cioè la macchina è mia, deve riflettere, il colore racconta il mio modo di essere, il mio gadget dentro racconta la mia esperienza di vita. Oggi ha un po' meno questa valenza, ha più, diciamo, una valenza di uso, quindi abbiamo, come si diceva prima, un po' meno proprietà e un po' più servizio, quindi la macchina è a noleggio, la macchina è in sharing. Questo significa che il lavoro del meccanico sarà un po' meno legato alla ricerca saltuaria del problema, sarà molto più legata a una costanza di intervento programmato. Quindi il ruolo del meccanico, la figura del meccanico ci sarà sempre, sarà probabilmente meno legata a quella che vedevamo 30 anni fa, ovvero come abbiamo visto lì nel film della Ford che ha battuto la Ferrari, quindi sarà meno legata alla ricerca con lo stetoscopio di qual è quel pezzo che sta vibrando. Oggi ci si approccia in maniera più programmata, schede di lavorazione, mi collego con un computer, mi collego con un tablet, interrogo la macchina, chiedo a lei di che cosa ha bisogno. E il lavoro del meccanico ci sarà sempre, non mancherà mai.
sarà legato ad una mobilità a 4 ruote, 2 ruote, 4 eliche. Abbiamo visto i droni ultimamente partire da Roma per una mobilità individuale, quindi il meccanico ci sarà, dovrà adattarsi a quello che sarà lo strumento tecnologico che gestisce appunto un movimento umano o di umanità comunque, come reca appunto il Klein. Quindi in quest'ottica si va a tranquillizzare la famiglia. È un lavoro in cui ci si può tranquillamente impegnare. Vero è che stiamo vivendo anche un po' una ricerca da parte dei boomer di salvare quello che era la loro gioventù, e quindi anche noi come scuola abbiamo creato un corso di restauratore di veicoli d'epoca, perché vogliamo tutti quella macchinetta lì, insomma, la vogliamo recuperare. Quindi tanti vanno sull'elettronica, però qualcuno che gli dica ancora come cambiare la membrana del carburatore ci vuole, quindi dobbiamo far matchare queste due diversità. Per quanto riguarda i nostri formatori, che cosa devono fare i formatori? Beh, al momento, in tutta onestà, stiamo un attimino alla finestra a guardare che cosa succede. Prima abbiamo parlato di ADAS, di uno stop attuale importante agli ADAS. Negli ultimi 10 anni gli ADAS sono cambiati da semplici sensori che andavano a interrogare che cosa c'è a 10 metri e che restituivano alla centralina della macchina questi dati che doveva lei elaborare, ricostruire la sua realtà. Siamo passati agli ultimi strumenti che invece riescono a leggere il mondo e trasferiscono già alla centralina della vettura che cosa c'è intorno, per cui alla vettura spetta solo decidere il comportamento e non più identificare. Quindi i nostri formatori hanno anche il dubbio: ok, investiamo su alcuni strumenti, ma poi che cosa succede? Cambierà? Abbiamo sentito parlare di ibride, mild hybrid, plug-in, anche se personalmente ritengo che sia abbastanza anacronistico ancora cercare di produrre l'energia, stoccarla da un'altra parte, ristoccarla sul veicolo finale e consumarla per strada. Probabilmente il futuro dell'elettrificazione è anche la trasmissione a impulsi dell'energia, per cui direttamente dalla strada al veicolo. Quindi ancora qui dobbiamo aspettare per capire qual è il vero futuro del veicolo. E quindi noi come formatori dobbiamo fare un lavoro mentale sui ragazzi, di rimanere aperti ad imparare, perché noi li viviamo per 3 anni, 4 anni, 5 anni se siamo fortunati nel fare un ITS, un IFTS, ma 5 anni è veramente pochissimo nello sviluppo di un lavoro che durerà 30 anni e che ha a che fare con un oggetto così tecnologico che si svilupperà sempre. Quindi il nostro lavoro è formare i ragazzi anche da un punto di vista di approccio mentale, non pensare che quello che so oggi sia il tutto, anzi non è niente. Devo essere aperto ad avere competenze STEAM, sicuramente la matematica, ma la scienza, la tecnologia. Devo capire che cos'è una lunghezza d'onda, devo capire che cos'è un ampere, devo sapere che cos'è quel dato, ma da dove viene. Devo avere cognizione di causa. Il cavallo vapore che cos'era? Come si è calcolato il primo cavallo vapore? E quindi devo conoscere la realtà di quello in cui opero, ma devo anche essere aperto a connettermi col mondo intero, quindi la tecnologia della comunicazione digitale, ma anche l'inglese. Tante volte i meccanici mi dicono: ma perché devo studiare l'inglese? La macchina mica parla. Certo, la macchina no, adesso qualche macchina parla, dà anche fastidio, però la comunicazione dalla casa madre a livello mondiale su un intervento di richiamo non sarà mai fatta in tempo reale in 20 lingue, sarà fatta in inglese. Quindi i ragazzi debbono imparare l'inglese perché sarà uno strumento di lavoro. Ed ecco, il nostro intento principale è proprio quello di far vedere sicuramente il lavoro del meccanico, quindi far vedere la macchina, lavorare sulla macchina, la manutenzione periodica, lo smontaggio di una gomma, la bilanciatura di una gomma la faranno sempre, la sostituzione dei freni li dovranno fare sempre anche se la macchina sarà elettrica. Quindi certe attività debbono impararle, ma debbono imparare ad imparare per il futuro. Anche la richiesta
del mercato di lavoro va in questa direzione. Non vengono selezionati gli smontatori di auto, vengono selezionati dei giovani che abbiano la capacità di imparare, dire guarda, c'è da andare a fare un corso di aggiornamento, io titolare di un'officina investo su di te il corso di aggiornamento, ma tu mi devi tornare con questo know-how, anche perché non posso mandare il famoso boomer che va al corso di aggiornamento e se c'è il biscottino lo mangia, poi si addormenta perché tanto l'orizzonte temporale è smettere di lavorare fra 5 anni. I ragazzi debbono imparare ad imparare, stare con le orecchie ben aperte, non farsi influenzare dai media, ma andare a leggere con attenzione le riviste, i siti che ci spiegano effettivamente qual è lo sviluppo e qual è il futuro del veicolo e in generale di una mobilità. Grazie Carlo. Io appartengo a quelle categorie, non so se anche voi o qualcuno di voi, che quando ero a scuola, quelli che erano stati prima di me avevano dei compiti più facili, poi arrivo io e mi cambiano il prof. Vado all'università, quella materia fino all'anno prima era più semplice, arrivo io, me la cambiano, anzi mi mettono un altro esame, no? E la mia vita è un po' così. Allora, io faccio il presidente di un'associazione europea della formazione professionale e quindi sono quei soggetti che vengono chiamati alla commissione, cosa ne pensi del futuro? E ci sono in Europa queste due grandi linee, green e digitale, con una chiarezza che ripeto sempre, il digitale è a supporto del green. E quindi mi studio il tutto e intervengo, poi abbiamo il PNR e scrivo, guardate che per spendere i soldi del PNR ci servono le competenze. E poi mi arriva l'Ucraina e mi fanno Repower EU. E non parliamo più del green e non parliamo più del digitale. E quindi sono un momento spiazzato in questo periodo qui. Però, Mark, cos'è che succede che noi l'abbiamo messo nel titolo? Stiamo concettualmente cambiando, ma in senso filosofico che ha effetti concreti, come noi ci poniamo anche nei confronti di questo settore. Cosa vuol dire? È un settore che, anche se abbiamo visto che l'Europa poco inquina, è sempre all'interno di un sistema di attenzione, cioè la sostenibilità. Ma noi abbiamo declinato il rapporto della sostenibilità del consumo a individuo. Facevo prima una battuta, pensate questo signor Ford, comprati singolo questo modello T. Oggi, se guardiamo il percorso europeo che stiamo facendo green, se guardiamo tutte le azioni che facciamo, portano a un concetto, e noi l'abbiamo definito così, da umano a umanità. Che cos'è che impone? Impone che se noi ci posizioniamo rispetto all'umanità, abbiamo di riferimento la terra, la sostenibilità complessiva della terra, anche dei luoghi dove noi europei non ci siamo, ma la foresta amazzonica, ma che sentiamo di dover tutelare per il futuro di chi verrà dopo. Cambiano le prospettive e i bisogni che sono generati dalla comunità non sono i bisogni generati dal singolo. È un discorso complesso questo, ma rispetto a questo ci impone anche che i ragazzi di oggi saranno i lavoratori del domani e dovranno rispondere a bisogni di una comunità più che un bisogno di un singolo. Abbiamo sentito Carlo che ci ha detto quali sono le competenze che servono da un punto di vista di chi lavora nel settore della formazione. Ma in questo quadro quali saranno? Cosa si mettono nello zainetto? Cosa avranno nello zainetto i ragazzi per lavorare nel settore automobilistico domani in questo quadro di umanità soprattutto? E come cambierà il sistema di produrre le auto se noi la traguardiamo a un concetto più ampio di umanità piuttosto che di singolo cliente? È troppo difficile? È molto difficile, Però cambia lo scenario. È molto difficile perché penso dal 1492 abbiamo vissuto un periodo dove l'individuo è stato messo prima della comunità. Oggi
nella Costituzione americana, il pezzo originale, la vera domanda è se c'è una virgola o meno. Perché se c'è una virgola è la società che primeggia sull'individuo, se non c'è la virgola e ovviamente l'associazione dei produttori di armi dice che la virgola non c'è, perché ovviamente l'individuo va davanti, e quindi in questo momento ci è solo chiesto a 8 miliardi di esseri umani di fare un'inversione a U. E questa è la vera sfida. Okay? A mio parere, abbiamo tutti generato, è stato allevati la cultura dell'individuo che passa prima della società, ognuno va rispettato e in questo momento ci viene chiesto no, e cancellate tutto questo e quello che vale è la società. È vero che la base della vita in comune è che la mia libertà si ferma dove inizia la tua, questo non c'è dubbio, ma dal Rinascimento in poi l'essere umano, l'individuo è passato davanti alla collettività, forse è andato un po' avanti. Vorrei vedere se domani si dice benissimo, parcheggi pubblici, ci sono le macchine in car sharing, tutte le vostre macchine sono riconvertite, non ne avete più una, esproprio proletario, via, ciac, ok? Vorrei vedere cosa succede. Quindi bella l'idea, ma nella realizzazione la vedo molto difficile. Ma questo è il mio parere. Sì, ma hai comunque un'attenzione alla sostenibilità in termini trasversali che devi prendere come comunità. Quindi quello che mi chiedo io è, noi per esempio come sistema europeo, quando andiamo a determinare qual è l'ammontare massimo di CO2, è vero che poi lo andiamo a declinare sui singoli individui con la singola macchina? Allora, sì, certo. Primo elemento, nella vita di una vettura il CO2 legato alla produzione della vettura supera il 40% per una macchina a combustione interna. Quindi fare una macchina nuova già genera, rispetto a un ciclo di vita che potrebbe essere di 15 anni, 4 kg di CO2 su 10 che genererà questa vettura nella sua vita. Quindi far durare le macchine più a lungo, mantenerle bene, è già un effetto di riduzione dell'impatto ambientale. Okay. Grazie, io so che dal pubblico stanno arrivando domande e fra quelli presenti qui, ma anche quelli che noi in questo momento siamo collegati, e saluto tutti, con tantissimi ragazzi che sono in classe, con tantissimi formatori del settore automobilistico, credo anche che ci siano collegati sicuramente anche concessionari, il mondo della stampa, però so che c'era qualche domanda che prima c'era stata segnalata, per cui volevo solo aggiungere una cosa prima delle domande e collegarmi a quanto ha detto Carlo per rassicurare il futuro lavorativo delle persone che voi state formando. Nello scenario che sta cambiando assolutamente, il pilastro certo per gli imprenditori dell'automotive saranno l'usato e l'assistenza. Quindi indipendentemente da quello che ha detto Mark, quindi di questa forma ibrida dei contratti di concessione e commissione piuttosto che agency model, la certezza di noi imprenditori sarà quella di investire nell'assistenza, ma un'assistenza che è cambiata moltissimo negli ultimi 10 anni. Noi abbiamo vissuto molto della vendita delle auto nuove, quindi anche le marginalità e la sostenibilità delle nostre aziende è stata proprio è nata e vissuta grazie alla vendita dell'auto nuova. Nel tempo si sono aggiunte le redditività di finanziamenti, ma abbiamo reso, come qualche casa automobilistica ha detto, a 4 ruote motrici la nostra azienda, nel senso che l'assorbimento dei costi comuni, il SAF, doveva già 10 anni fa nascere dalla redditività del service. Oggi chi si è preparato a questo futuro è avvantaggiato, ma noi oggi l'officina la vediamo come la cucina a vista di un grande ristorante, il salone, cioè la sala dove viene servito il cibo, il vecchio salone dell'automobile, si è depotenziato di valore nel tempo. Quindi io rassicuro questi ragazzi di investire nelle scuole che gli danno la possibilità di dare questo tipo di formazione, perché all'interno dell'azienda concessionaria il loro ruolo è cambiato moltissimo. Cioè sono molto più
forti, della loro competenza, della loro professionalità ha un riconoscimento assolutamente diverso di quanto poteva succedere 10 anni fa piuttosto che 20 anni fa. L'officina, dice il meccanico, non esiste più. Oggi si chiamano tecnici, ma sono dei grandi tecnici e l'elettrico potrà dargli una mano a continuare ad apprendere e anche a avere nuove competenze. Non so se qualcuno di voi ha visto un'officina oggi quando si smonta una vettura elettrica o un pacco batterie. Cioè questi tecnici del futuro sembrano veramente degli astronauti, perché e quindi sono delle cose affascinanti. Sì, scusami, non io ho voglio bisogno... No, scusate un attimo. Noi abbiamo bisogno di te lo chiedo veramente, di visualizzare queste cose, perché poi magari molti di noi non entrano, perché a volte non si può, nelle officine moderne. Ma Ti chiedo, dammi proprio una visualizzazione anche per i ragazzi che ci stanno seguendo. è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di lavorare assieme nel futuro, nel senso, la scuola non potrà più insegnare il futuro nelle aule, perché è difficile, economicamente non sostenibile per voi. Cioè, l'accordo che abbiamo fatto per i tuoi studenti è quello di farli lavorare e vivere nelle nostre officine, ma non solo facendo degli stage. Voi dovete fare delle lezioni all'interno delle nostre aziende, perché diventano le palestre del futuro. Esisterà il motore termico, Mark ha ragione, perché se pensiamo che oggi ci sono 40 milioni di autoveicoli in Italia e le elettriche pure sono 148.000, capiamo che siamo all'inizio. Se poi nel 2035 venderemo solo delle vetture elettriche ma a 1,5 milioni l'anno, ci metteremo altri 15 anni forse a sostituire il parco. Quindi i ragazzi di oggi non devono preoccuparsi, devono conoscere la storia e quindi studiare, giustamente, l'impianto frenante, tutte le cose che non cambieranno, con un grosso vantaggio di poter anche avvicinare il futuro. Quindi il disagio e il tempo stretto può diventare una grossa opportunità per chi ha voglia di studiare e per chi ha la motivazione che dobbiamo dare noi, perché abbiamo bisogno di loro. Cioè, noi dobbiamo dare la motivazione a entrare in questo tipo di business, perché è fondamentale e come dicevi giustamente tu, c'è spazio, sì. Scusate se è incidentale. Perdonami Giorgio, posso fare io un intervento da formatore a formatore di chi si occupa di formazione. Stiamo parlando tanto dell'attività del meccanico d'auto, inteso come colui che interviene nella riparazione di un veicolo post vendita, ma stiamo parlando però con diciamo solo una gamba. Perché? Perché in Italia purtroppo manca una figura che è quella dell'operatore montatore di autoveicoli. L'Italia ha una grande storia di produzione e di assemblaggio di veicoli, soprattutto di alta qualità, ma il legislatore si è dimenticato questa figura. Quindi da formatore a formatore lancio un appello perché ci sia una condivisione, soprattutto da parte di ENEP, che è sicuramente un leader. Ti sei limitato a dire italiano ed europeo perché siete in tutto il mondo, fate formazione in tutto il mondo. Quindi dico, dobbiamo lavorare perché il legislatore dia dignità anche alla figura di colui che assembla i veicoli. Credo che sia importante che ci siano figure l'operatore nella produzione. Credo che anche questa sia una cosa che dovremmo, questa sì, da valutare. È un assist assolutamente interessante, sì, e che possiamo portare avanti assieme, perché voglio dire è molto legato anche al mondo della carrozzeria, perché la carrozzeria di fatto sono due persone che non solo montano ma smontano anche prima. Quindi sì, dovete sapere che quando si parla di queste auto elettriche, adesso non ridete, il mio primo pensiero sapete qual è? Che con quella col motore termico, quando acceleravo forte, ste ruote giravano. Oggi non riesco più con queste macchine nuove, questo problema ce l'ho, Roberto, non riesco a far slittare le gomme. Ma le vetture elettriche danno delle grandi emozioni da quel punto di vista, è che non le ascolti. Va bene. So che dal pubblico c'erano delle domande, siamo più o meno nei tempi, quindi vi chiedo domande corte e risposte corte, se fosse possibile. Allora, una domanda per te, Giorgio. Per me. Una domanda per te, Giorgio. Volevo capire, in questo panorama in cui vediamo che oggi come oggi, anche grazie al PNRR, abbiamo molti strumenti in più, molte risorse in più per rispondere a queste sfide della transizione ecologica, della digitalizzazione,
come il sistema educativo nella sua interezza può porsi come guida tra i vari soggetti che operano per rispondere a queste sfide. Quindi tra i soggetti elenco la formazione professionale che noi rappresentiamo, ma anche il sistema proprio della formazione tecnica superiore, i soggetti che operano nel campo dell'innovazione tecnologica e anche quelli che operano nel campo dei finanziamenti regionali e nazionali. E ti chiedo poi anche come il sistema educativo può rispondere alla sfida di cui si parlava prima, proprio della transizione da questo sistema dell'individuo al sistema invece della comunità, dal momento che abbiamo parecchi secoli alle nostre spalle in cui l'individuo si è posto al centro dell'universo. Beh, cercherò di avere una sintesi di una sintesi. Allora, primo, se è vero, e così è, che noi abbiamo necessità di ragazze e ragazzi che abbiano sempre più competenze, in particolare sappiamo in questo periodo logico-matematiche, per esempio, digitali e non solo, facciamo tutti i ragionamenti delle soft skills, hard skills, e necessitiamo che il sistema della formazione sempre di più abbia un percorso di verticalizzazione. Noi dobbiamo immaginare un futuro a passo veloce dove tutte le ragazze e i ragazzi della formazione professionale in Italia quantomeno arrivino tutti al 4º anno, perché è la base fondamentale per fare poi, per chi vorrà, i passaggi IFTS o ITS. Nella formazione sarebbe IFTS, ma immaginiamo anche eventuali passaggi ITS. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo fare, perché c'è anche un altro aspetto, la questione dell'età. Noi oggi sappiamo che una volta a 18 anni, come si diceva, eri grande e vaccinato. Oggi e ti mandavano a lavorare a 16 anni, l'abbiamo vissuta questa cosa. Oggi questa cosa ci porta sicuramente verso i 18. L'altra domanda ha una risposta semplice, che è questo tavolo. Allora, sì, individuo comunità, però rispetto a necessità di cambiamento e risposte forti al sistema di cambiamento, l'ha detto anche prima Roberto, da soli nessuno può fare, nessuno. O esiste un'alleanza vera, concreta e non a parole su azioni, dove soggetti diversi che sono chiamati a fare cose diverse si mettono insieme. Ma si mettono insieme come? Allora, anche su questo noi abbiamo vissuto il percorso e stiamo vivendo del sistema duale. Il sistema duale è fantastico perché un ragazzo che fa il sistema duale fa 1000 ore, in realtà un po' meno, 500 in azienda, 500 a scuola. Ma la logica è totalmente inversa: faccio 500 in azienda, quello che non imparo in azienda lo imparo a scuola. Guardate che è un passaggio e un riconoscimento di ruolo del sistema anche economico di tutte le imprese importante. L'altro problema però dal lato impresa che noi abbiamo, e per questo dobbiamo fare un percorso insieme, è che l'impresa fa impresa, non è che di lavoro fa la formazione, e quando gli diciamo ti mandiamo ragazzo, insegnagli, tante volte il percorso dell'insegnamento è un percorso difficile. Perché? Perché i tempi sono stretti nel lavoro, dobbiamo garantire i margini. Staccare una persona che segue il ragazzo giovane non è sempre una cosa fattibile, ok? Quindi l'alleanza sta nel trovare gli equilibri su questo sistema, stare insieme. E guardate, non stare insieme questo mondo della formazione, stare insieme i mondi della formazione con i mondi del lavoro e dell'impresa. Facendo 4 passi indietro, perché poi oggi Mark è qui, perché cosa chiediamo a Mark? Scusa, ma domani com'è che dovremo muoverci? Perché da quando entra un ragazzo a quando esce il ragazzo ci siamo già bruciati 5 anni. Quando uno esce dopo 5 anni
il mondo gli è già cambiato. Riusciamo a dare un qualcosina in più perché quando arriverà dopo i 5 anni al cambiamento che è avvenuto sia un po' pronto? Questo dobbiamo fare. Fare questo accordo, per esempio Enei Pasconauto, risponde a questo. C'è un luogo dove ci sono laboratori avanzatissimi, diagnostica avanzatissima, ma qual è la scuola che può permettersi questa cosa? Dov'è la scuola che può avere dei tecnici ultra specialistici di quel motore, di quell'Audi? Sì, può capitare, ma generalmente non è una cosa che succede. Insieme possiamo far sì che crescano i formatori e che crescano anche i ragazzi, che crescano le imprese. La formazione è competitività e inclusione. La parte di competitività deve essere garantita perché non c'è crescita della società se non c'è competitività. Non c'è. Ci deve essere questa competitività. La competitività la danno le persone. In tutte le forme societarie, che sia impresa sociale, che sia impresa profit, qualunque roba sia. Serve competitività e competitività è le competenze che noi diamo ai nostri ragazzi. Buongiorno. Allora, vorrei tornare su un argomento che in parte è già stato affrontato, cioè questo obiettivo che ci ha dato l'Unione Europea del 2035. È un obiettivo, non sappiamo se sarà modificato in futuro, però comunque ci dobbiamo preparare perché comunque non è distante. Allora, come si sta muovendo il vostro mondo per quanto riguarda l'impatto che sicuramente ci sarà nell'organizzazione delle vendite, delle concessionarie, delle officine di riparazione, ma anche sull'impatto occupazionale che comunque si prevede sarà importante. Anche sull'impatto occupazionale. Sì. Penso che la domanda sia per me, ringrazio della domanda. Allora, Mark ha detto una cosa che non credo vi sia sfuggita. Il settore dell'auto ha vissuto degli sconvolgimenti importantissimi già negli ultimi 10 anni. Basta pensare al Dieselgate nel 2015, la crisi antecedente 2013-2014 e le avventure che abbiamo vissuto dopo con il Covid e la crisi attuale e con la guerra in Ucraina. Sono rimaste 1200 partite IVA oggi in Italia nella distribuzione dell'auto, erano 3500 circa 10 anni fa. Quindi le aziende sono molto più forti, diceva lui, hanno avuto delle possibilità di investire molto nella nuova sfida, perché la digitalizzazione che ci ha investito ma che il cliente non ha visto negli ultimi 4 anni, sono stati fatti degli investimenti enormi in azienda. Io vi dico un'esperienza personale, io in azienda ho un laureato in cinematografia per fare i film delle vetture usate, per poterle rappresentare e farli vedere nel web in modo diverso. Ho un set cinematografico. Nell'assistenza abbiamo fatto le stesse cose, abbiamo investito molto di più. Allora, tenendo presente che a tutela anche dei nostri stakeholders, i nostri ragazzi, i nostri collaboratori, dipende un po' dall'etica dell'imprenditore, però per quelli rimasti sono veramente la nostra fonte, la nostra assicurazione sul futuro. Lei tenga presente che in un'azienda con 100 collaboratori 75 sono dedicati al service e all'assistenza, quindi non potevamo assolutamente trascurare questo ambiente di lavoro. Certo, noi dobbiamo vivere su 2 binari, che sono quelli della manutenzione tradizionale, perché non sparirà nulla nel breve, però vi dico, sono un inguaribile ottimista, stiamo investendo anche in quello che sarà un futuro con una deadline certa, secondo me. Poi di certo c'è poco, però il 2035 ad oggi sembra che sia una data abbastanza certa, dove ci sarà un trauma nella distribuzione delle auto nuove, ma non nell'autoriparazione, perché come dicevo prima con Mark, se venderemo 1,5 milioni di auto nuove all'anno per sostituirne 40 milioni, penso che potremo divertirci ancora sui motori termici nella riparazione. Io la vedo come un'opportunità. Vi dico, le reti degli automobili, le reti dei dealer sono molto concentrate sulla formazione tecnica, perché insieme all'usato e poi alle parti ancillari della vendita, che sono la vendita di assicurazioni piuttosto che il finanziamento, che per alcune case, anche se dovesse essere adottata l'agency model, resteranno in capo al concessionario, è uno dei 3 pilastri fondamentali. Io veramente vi dico, e poi
rappresento un'associazione che crede nella distribuzione del ricambio originale e quindi crede anche nello sviluppo del service. Potrebbe esserci una barriera all'ingresso per qualche autoriparatore. Nel futuro qualcuno non potrà riparare le auto elettriche, quindi probabilmente il modello italiano, dove ci sono molti autoriparatori indipendenti, potrebbe avvicinarsi, però qui Mark forse mi può aiutare, più al modello europeo, dove la rete degli autorizzati fa comunque l'autoriparazione in maniera diversa che in Italia. Di sicuro la numerica delle aziende, un po' come è successo per la distribuzione automobilistica, vetture nuove, potrebbe diminuire, ma le aziende dovranno essere per forza più grandi, cioè devono diminuire perché per poter fare gli investimenti di cui hanno bisogno devono essere più grandi, avere più fatturato, più risorse. Per poter utilizzare le attrezzature sulle quali investono devono avere più giro d'affari, più passaggi in officina, quindi per forza compatibilmente con la copertura del territorio, d'accordo? Perché se sono in fondo alla provincia non posso fare 30 o 40 km per raggiungere l'officina grossa, quindi ci vorrà un equilibrio, ma comunque di officine di maggiori dimensioni. Quando ho parlato da officina a multiservice a service provider, probabilmente il percorso è in questa direzione. Sì, volevo aggiungere, cioè sono diminuite le partite IVA, ma non i punti di autoriparazione, quindi voglio dire la capillarità è rimasta, si sono rafforzate le aziende concessionarie, quindi sono una garanzia superiore per chi viene a lavorare in queste aziende, sono più forti, quindi cioè, è una tutela importante per il nostro collaboratore e per i nostri collaboratori nelle varie aziende, cioè non sono diminuite le sedi in Italia, sono diminuiti gli attori, diciamo gli imprenditori che si sono quindi ingranditi. Ma quindi ci sono meno imprese ma che hanno il numero medesimo di sedi? Ci sono meno imprenditori con il numero di sedi medesime. Okay. Questo però, come diceva Mark prima, dà delle economie di scala. Si possono fare dei magazzini di prossimità, quindi un'azienda con 5 sedi può avere un magazzino solo e aiutate anche da un sistema come quello di Asconauto. So che ci sono altre domande, posso farti una domanda io molto... Certo. Perché in questa catena di lavoro, di valore, sicuramente c'è, quando ti ho fatto la battuta all'inizio, sei un po' come Amazon, ma c'è un lavoro interno di spostare tutti questi prodotti. Da un punto di vista occupazionale, quali sono le figure che intervengono, oltre a chi guida il camioncino, presumo? Beh, chi guida il furgoncino è una persona fondamentale nel nostro sistema, perché dovete tenere presente che i nostri 300, noi abbiamo circa 120 promoter che sono, diciamo, un po' la parte commerciale di Asconauto che promuove l'attività nel territorio, però questo deve essere assolutamente rafforzato dalla qualità di servizio ed è quello per il quale noi ci vantiamo. Non dico che siamo insostituibili, però siamo difficilmente imitabili per due motivi: la rete incassi che tutela quindi tutti i concessionari sulla solvibilità degli autoriparatori, ma pensate che noi trasportiamo i vetri senza imballo per essere certi di consegnare un vetro aggiustato, perché se è imballato non si vede se è scheggiato piuttosto che danneggiato. Però i nostri trasportatori, che appunto si chiamano logistici, ritirano 2 volte al giorno i ricambi presso le concessionarie, poi si trovano in un punto di scambio perché ci sono delle tratte. Se uno ritira i ricambi da 10 concessionari, quei ricambi ritirati non devono andare agli autoriparatori di quella zona, quindi voi dovreste vedere che dinamicità c'è alle ore 11 della mattina nei nostri consorzi nello scambio della merce, tenendo presente che la nostra merce, ovviamente, per non fare un grande caos, è tutta tracciata con un sistema che si chiama BTIP. No, ma ti dico, non c'è l'ultimo del sistema, è complicata la cosa, e quindi io ti dico, ti invito a vederlo, a Padova sì, è comodo. È cosa nota, in questo periodo noi siamo subissati dalle imprese che ci chiedono di tutto, dal controllo numerico, chi sa più usare il controllo numerico, la saldatura eccetera, ma c'è una cosa trasversale: non abbiamo camionisti e ci sono molti dei nostri ragazzi, sicuramente non sto parlando della patente, che ne so io, eccetera, che in fase anche di transizione fra uno studio e l'altro
li vedo che a volte si potrebbe anche ragionare in termini come poter permettere a questi ragazzi magari di avere le patenti che servono e come poter intervenire anche loro. Le patenti non sono un problema, perché noi usiamo dei mezzi con patente B, perché sono dei maxi, sono H4, L3, comunque sono tetto alto, passo lungo, non c'è un problema di patente. Però non è una professionalità che si può fare durante l'estate, cioè bisogna impararla e poi farlo, perché c'è la logistica, è legata anche molto poi alla raccolta e all'approvvigionamento dei ricambi presso i nostri magazzini, perché siamo dovuti cambiare noi come imprenditori perché questo sistema funzionasse. Faccio un esempio molto banale, ma l'ho detto prima: le nostre aziende avevano la mattina dei 20, 30, 40 furgoncini con degli operatori che venivano al banco dei ricambi a ricevere i ricambi. Probabilmente facevano molto più soldi quelli delle macchinette da caffè che non noi nel vendere i ricambi. La responsabilità poi era del concessionario nel disservizio, nel far tornare a casa questi ragazzi che venivano a raccogliere la merce tutti alla stessa ora, quindi intasavamo l'azienda. E allora abbiamo cambiato anche il ruolo del nostro magazziniere interno. Anche questo è un tema molto importante, perché il nostro magazziniere da commesso del banco è diventato un po' un key account manager, nel senso che lo stesso magazziniere fornisce sempre la stessa officina, perché ci deve essere un rapporto telefonico, una lettura dei particolari di ricambi. La cosa più importante che abbiamo fatto per mettere olio a questo sistema è un marchio interno nostro, si chiama Integra, perché dovevamo far colloquiare tutti i sistemi operativi delle varie case automobilistiche con un operatore generico che compra ricambi di tutte le merci. Quindi i 20 anni sono stati costruiti veramente mattoncino su mattoncino. Oggi parliamo dei risultati e sono buoni, però è molto complesso. Io invito qualche tuo studente a vedere come funziona, perché è anche proprio interessante, anche i tuoi ovviamente, infatti anche i formatori. Quello che dicevi è un po', si ricollega a quello che dicevi tu prima, Giorgio, cioè formazione professionale non è solo meccanico d'auto, abbiamo tante figure professionali. Una di quelle sulle quali stiamo cercando di convincere i ragazzi a investire il loro futuro è quello dell'operatore logistico, e tante volte ti guardano e dicono: ma devo studiare per fare magazziniere? No, non hai capito, operatore logistico è tutt'altro, e c'è dentro tutta la ricerca della tecnologia, comunicazione, e quindi, come dicevi tu, dobbiamo far salire verticalmente la formazione professionale, non dobbiamo essere più considerati non l'ultima ruota del carro, ma quella di scorta guasta del sistema dell'istruzione e formazione. Formazione professionale è importante che cresca verticalmente, che tutti i percorsi e tutti gli attori vengano visti con grande interesse e grande attenzione dal legislatore. Dicevi prima, il quarto anno, noi abbiamo un gap rispetto a tutta l'Europa, il nostro quarto anno non dà l'accesso all'università e quindi ci taglia un po' le gambe come appeal quando ci proponiamo ai ragazzi di terza media. Poi è vero, dobbiamo convincere che il futuro non è per forza il dottor, ma è IFTS, ITS. Però il fatto di poter un domani partire alla pari con le scuole che ti vendono il quinto anno il diploma che vale 4 volte di più del nostro sarebbe opportuno e sarebbe importante riuscirci. Su questo siamo molto impegnati, perché tutti noi crediamo che tutte le nostre ragazze e ragazzi debbano uscire con il diploma in mano. Ci sono altre domande, perché qui il tempo ormai siamo... Una domanda per Mark Aghettaz. Torno sul tema della sostenibilità. Quando tutti parlano di sostenibilità pensano solo ed esclusivamente alla sostenibilità ambientale, ma come tutti gli sgabelli almeno 3 gambe, quindi economica e sociale. Non è che tutto il tema dell'automotive è sbilanciato solo, e il problema che creano le auto è sbilanciato solo sulla sostenibilità ambientale, che poi abbiamo visto essere un problema relativo in realtà, e non si tiene conto, come dimostrato prima, di tutti gli altri impatti. Allora, se prendiamo prima quella sociale, ok? Non è tanto a livello della filiera della riparazione o della distribuzione delle vetture, che voglio ricordare comunque in Italia deve dare lavoro a 350.000 persone, riparazione, distribuzione ricambi e distribuzione vetture nuove. Poi probabilmente i trasporti dei veicoli dei ricambi non sono conteggiati lì dentro. Ma è a monte, è nella filiera della produzione delle vetture, perché
la vera sfida dietro la sostenibilità sociale e economica è che facendo l'elettrificazione forzata apriamo le porte ai 35 costruttori cinesi che aspettavano solo questo per entrare in Europa. Il nostro mondo è pieno di prodotti costruiti in Repubblica Popolare di Cina. L'unica che mancava è la vettura, se fate caso. Utilizzo il presente, facciamo i motori termici troppo bene e quindi avevamo un vantaggio competitivo, una protezione tecnologica che ci impediva. I cinesi in un modo o nell'altro hanno convinto la Commissione a fare questo cambiamento e qualcuno ha osato dire lo facciamo sull'auto perché è l'unico settore che è pronto a farlo. Cioè è delirante. Okay? In termini ambientale è molto limitato e i motori termici possono ancora fare dei progressi enormi. Quindi c'è questo. L'economia va subito a ruota del sociale, perché se le macchine non sono più fabbricate a Colonia, a Monaco, a Flins o a Barcellona, andranno prodotte da qualche altra parte e le vediamo già arrivare. Si chiama MG, si chiama Lynk & Co, si chiama BID, si chiama Evo, si chiama Geely, cominciano ad arrivare. Highways cominciano ad arrivare. E arrivano anche con dei motori termici perché visto che non c'è disponibilità vendono anche questi prodotti. Quindi per l'Italia che purtroppo ha lasciato perdere la produzione delle vetture nuove è assolutamente centrale perché non produciamo le vetture ma in Italia ci sono aziende che producono i ricambi per costruire le vetture in Francia, in Germania, in Spagna, in Polonia perché qui produciamo i componenti. Penso a aziende come Brembo a Bergamo e molte altre. A Bari c'è un polo di produzione di iniettori diesel, okay? Del common rail del diesel. Quindi immaginate la situazione economica che sta nascendo perché non si producono più impianti di iniezione diesel. Quindi non può essere solo ambientale, diciamo, poi reddito di cittadinanza go-go, perché l'abbiamo visto nella crisi Lehman Brothers. Il vero valore dell'economia è l'industria, è la manifattura. Quindi non c'è scelta. E su questo l'Italia ha avuto una reazione assolutamente straordinaria, mettendosi a produrre e a esportare come mai, portando il saldo della bilancia commerciale in attivo e continua a essere in attivo ed è quello che ci ha salvato di tutto la storia che abbiamo conosciuto dei virgola qualcosa di deficit sul PIL eccetera eccetera. È grazie a questo che siamo ancora a testa alta. Signori, grazie. Grazie Carlo, grazie Marc e grazie Roberto. Grazie a te. Grazie a tutti voi che siete stati qui con noi e mandiamo un grande saluto anche a chi ci sta ascoltando via web. Grazie a tutti. Grazie. Wake up from a daydream, feel